Arrivederci Furlandia, ci vediamo a breve perché questo fine settimana ti porto a Rijeka, ex Fiume. Fiume era il nome italiano della città quando apparteneva all'Italia. Il CP me perdengo, ci stiamo avvicinando ai 17 anni, ancora meno di un mese, ad Halloween fa gli anni. Adesso è metà ottobre, è soffuso, sta una giornata lavorativamente impegnativa, non riesco neanche a fare i conti. Degli orinali messi sotto i lenti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. Sono passato a Iliad, visto che anche Iliad ha le SIM, mi costa il doppio di Kena Mobile, ma almeno funziona. In più c'è, aspetta che sbasso, mamma mia quanto male si va a sbassare senza una levetta fisica, una rotella. Mamma mia, io odio i touch, sono state una delle più grandi stupidaggini che hanno inventato. Per questo mese, che tu vedrai i video troppo tardi, accidenti. Per questo mese, il mese di ottobre, c'è questa offerta che se la fai hai 25 giga all'estero, che sono tanti. Vabbè, comunque già dalle prime prove vedo che è nettamente superiore. Allora, in linea teorica, ossia a livello di benchmark, di speed test, i numeri possono essere magari anche inferiori a quelli di Kena, ma a livello tangibile, cioè della realtà dei fatti, cioè di quando apri un'app tipo Google Maps che deve scaricare le mappe o una pagina web eccetera, è molto più veloce Iliad che discorsi, hai capito? Quindi a fine dei fatti quello è. Mentre nell'ufficio barra abitazione barra camper barra veicolo continuo a tenere la Very Mobile che è a bomba, 5G pieno che va veramente da Dio ovunque e giga illimitati, guarda, non c'è paragone. Tu mi dirai perché non hai fatto anche quella nel telefono? Vabbè, €1 in più a sto punto prendevi quella. È che preferisco, soprattutto per motivi di lavoro, avere due SIM diverse, due operatori diversi, scusami. E cosa significa? Se vado in un posto che mi piace, voglio star là e vedo che non riesco a lavorare con la Very Mobile, mi faccio l'hotspot al telefonino. Ma se anche poi nel telefonino ho la Very Mobile, cioè ho la stessa compagnia, e casca il palco, casca il pero. Ah sì, mi fermo a lavorare a Palmanova un giorno, 2 giorni. Anche il Veneto era una regione da sogno, però purtroppo con sta cagata del buonismo, del razzismo eccetera, prendiamo dentro tantissimi delinquenti, e per prendiamo dentro intendo anche che non possiamo trattarli come meritano di essere trattati, non possiamo chiamarli come meritano di essere chiamati, se no siamo razzisti, cazzo, hai capito? Va bene, chiudo subito questo discorso perché è un po' lungo e complesso e quindi è meglio non entrarci così leggermente. Il Cristo che ti indica e giudica ciò che io apprezzo, la tranquillità e il verde, come chi dice Marghera, il verde. In teoria è occupato come sempre perché se qua c'è un van life così, là ce ne sono altri e quindi niente, mi metto di qua, mi metto qua in tel prato, ma sì dai, va ben così. Che spettacoli dei siti, ragazzi. Mi metto in pausa perché ho fatto tempo prima di parlare della connessione di Very Mobile. Assente, a volte bisogna anche spegnere il router e lasciarlo, adesso non mi ricordo quanti minuti perché faccia un vero e proprio reset. Che vita fioi, troppo strana. Aspetta, pausa sonnellino. Troppo, è una comodità assurda sto materasso. Potrò fare anch'io ogni tanto una pausa. Ma sì dai, mezz'ora senza far niente come i vecchi, sì. Anche perché, soprattutto nel mio lavoro, la vera energia, la carica, te la dà la noia, ok? E quando hai la noia che scateni, ne avevamo già parlato, seppur non sia una cosa che ho scoperto io, ma è stata scoperta tante migliaia di anni fa, per non dire tantissime, perché dopo non rischiamo di ritornarsi miotti. La noia, dissi quella volta, è il terreno fertile per la creatività. Esatto, perché quando c'è il sovraccarico cognitivo, ci sono tutte quelle cose, informazioni veloci, eccetera, non hai
la voglia di fare questa grande scampagnata nei meandri della tecnica, piuttosto che dell'informatica, piuttosto che delle scienze, piuttosto che del tonuna in carioia, hai capito? Io credo che fermandomi un attimo, fare un riposino, cioè stoppando un attimo questa vita frenetica, riprendo le energie, assaporo il vuoto, a parte ora che sto facendo introspezione, e poi sono carico. Ok, Civita, non trovavo più l'uscita, Dio caro, ho detto fra un po' vien buio, perché l'ho fatta almeno 10 volte il giro, però mi pareva assurdo, Dio caro, cioè di solito c'erano 1000 uscite, no, non cattavo più. Adesso, Dio razzista, lascia stare che questo è diciamo comunque una città bellica, ok? Tutto quello che tu hai visto prima erano tutti fortini, polveriere, eccetera, no? Ma lascia stare quello, guardiamo anche i sentierini, le cascate, eccetera. Se voglio vedere se tutti gli stranieri che ci stanno invadendo adesso hanno lo stesso amore che abbiamo avuto noi italiani per costruire e abbellire il posto dove viviamo. No, bottiglie per terra, siringhe, aspetta che taccio e taccio, dopo per carità dipende da zona a zona, però aspetta che taccio, furti, rapine, ma basta, chiudo qua. Vedi un po' contro gli stranieri in quest'ultimo periodo, in quanto nelle zone dove giro io sono sempre loro che ti rendono la città invivibile, capito? E quindi come fai a dire razzista, Dio caro? Cioè, è come, non so, la volpe arrivasse nel tuo pollaio e ti facesse fuori tutte le tue galline. E una volta è stata la volpe, la seconda volta la volpe, la terza volta la volpe, la quarta volta la volpe. Non ti può dire che sono razzista se dico sempre che sia volpe che mi fa fuori le galline. Cazzo, se gli altri animali non hanno fatto mai niente alle galline, cioè capisci? Cazzo, cioè veramente. Abbiamo perso guarda cascata intanto che ti dico che abbiamo perso la connessione con la realtà, ossia i fatti, mi dico sempre i fatti, Dio caro, i fatti fioi, porca puttana, i fatti, quello che succede nella realtà, cazzo, ormai anche il girare in camper e in bici è diventato un incubo, go tracker di tutti i tipi, antifurti di tutti i tipi, telecamere, ma è vita questa ragazzi. Porca puttana, è già in testa, ho preventivato di cosa mi rubano e cosa no, se entrano, più tutti i danni che fanno per entrare, porca puttana. Tante guerre inutili perché alla fine erano solo i giochi di potere dei vecchi magnaschei che hanno governato, hai capito? I magnaschei dell'Italia contro i magnaschei di un altro paese, ok? Quindi se avessimo fatto una via di mezzo tra tutti quei morti inutili, la severità che ora proprio manca, ma veramente manca, l'autorità intendo per severità, manca completamente, cazzo vivremo in un mondo migliore, eccoci qua, giro di boa, aspetta che giro piano perché dopo mi ubriaco anch'io, cioè faccio anche per me, sai, che quando guardo i miei video mi ubriaco, Dio caro, ma senza beva e ombra, cioè mi ubriaco perché giro velocemente il telefono. Rira! Che mina, per quelle giornate in cui mi imbriaco con me stesso. Però attento una roba, guarda qua, sto vino qua, arrivo qua, e anche dalle mie bandi, cioè l'ho visto tantissime volte, ma cos'è? Controcorrente? No, in realtà by Terra Musa, adesso non mi ricordo, ma è un paesino in provincia di Venezia. Cosa ho visto su Google Maps? Questo lo trovi spesso tipo alla Coop, lì, quei supermercati là, provalo, porca puttana, provalo, veramente, non troppo freddo, perché io li tengo sempre in frigo i vini, so che non bisognerebbe, ok, sì, col rosso, ma non c'è un cazzo di quello che non bisognerebbe. Questo qua diciamo starebbe più bene tra il temperatura ambiente e il fresco del frigo. No, non è il fazzoletto con la pissa, è il fazzoletto che ho usato per mangiare. Vorrei fare un appunto turistico culturale. Allora, questi qui sono arachidi, no? In Veneto si chiamano baciri, ok? Si chiamano però contemporaneamente anche bagigi, una specie di dialetto italianizzato. Però mi raccontano che in Liguria bagigi significa buon il vino, comunque significhi, è giusto che significhi, ma sì dai, un'altra cosa, vivere una vita troppo leggera significherebbe buttare il proprio tempo nel cesso, veramente nel cesso, anzi nelle latrine. Contemporaneamente privarsi di questi attimi di euforia, di leggerezza, ok, molesta, sarebbe altrettanto un sacrilegio.
E questo fa parte dell'equilibrio della vita, un po' come dico sempre quando vai in palestra. C'è lo sforzo, ok, però per poter fare il secondo sforzo della seconda o terza serie, tu cosa sei obbligato a fare? A rilasciare i muscoli, così senza senso, a buttare il corpo, le braccia, i muscoli a zero, a terra, così, senza controllo, perché per rilassarli, in questo momento appunto di leggerezza fisica, come può essere la leggerezza mentale, per poi essere pronti ad affrontare la prossima serie. Quindi vedi nell'equilibrio, dove c'è l'equilibrio non è una linea retta, quella è la morte, è la monotonia. L'equilibrio secondo me è quell'alto e il basso che si allinea alla linea retta, ok? Quello è l'equilibrio, ricordatelo sempre. E in quell'equilibrio, queste serate in cui tu vai fuori con gli amici, ti prendi la balla, oppure anche da solo, che ti svacchi, ti prendi del tuo tempo, che può apparire insensato, ma insensato nel senso non producente, che non porta a nulla. In realtà no, non è vero che non porta a nulla, ti porta a ricaricarti, a riallinearti, a riprepararti per affrontare poi quell'altro passaggio che è verso l'alto, che è un po' lo sforzo della palestra, la serie della palestra, e riposare le braccia, sto facendo questi due esempi, ti porta a essere pronto e riposato per la prossima serie. Ok? Quindi anche questi attimi stupidi dove tu, non so, ti fai una balla ogni tanto, dici le minchiate, ma veramente le minchiate, quelle proprio trash, come dicono gli inglesi, è utile. È utile per controbilanciare, ok? Per dargli lo spazio di lancio, l'energia per rilanciare poi altre cose più alte. A volte chiedo se questi pochi decenni di vita che mi sono rimasti li sto spendendo correttamente. Sì, credo che sì. Sono andato a vivere in camper, mi sono messo in proprio, ho aperto la partita IVA, sono andato a lavorare all'estero, sono andato a vivere all'estero, ho girato un po' il mondo. Non scendo nei dettagli amorosi perché magari Alessia assinte sti video, però credo che sto facendo tutto giusto. Però l'importante è sempre chiedersele ste robe, sai, fare il punto della situazione, perché magari ti sfugge di mano, no? Ma bomba non bomba, noi arriveremo a Roma. Magari voi a Sasso Marconi incontrammo una ragazza che viveva sdraiata sull'orlo di una piazza. Noi le dicemmo vieni dolce sarà la strada. Lei sfoglia il fiore e poi ci disse no. Ma bomba o non bomba, noi arriveremo a Roma. Magari a voi a Roccopilaccio si vede incontro un vecchio. Lo sguardo profondo e un fazzoletto al collo.